Buongiorno a tutti, sono il dottor Franco Tosini, responsabile del centro. Oggi ne abbiamo 21 di novembre, ci stiamo avvicinando sempre di più al momento clou della stella di Natale Poinsettia, il 28 di novembre, questa giornata dedicata a 360 gradi a questo particolare fiore. Oggi volevo farvi vedere che stella di Natale non vuol dire la classica pianta colorata di rosso, come in questo caso, che tutti conoscete. In questo caso è un vaso 10, abbiamo poi i vasi da 14, 17 e altre forme, però è la classica stella di Natale. Il 28, per quelli che verranno addetti al settore, potranno vedere, oltre ad ascoltare il convegno, vedranno molti tipi di stelle, come in questo caso, sempre su un vaso 10 abbiamo una stella di Natale con le bracte che sono sfumate dal rosso e leggermente al biancastro, oppure una colorazione molto particolare, accattivante, con le bracte lanceolate a punta e una colorazione rosa sfumata, oppure una colorazione più sul giallo, un giallo intenso, un giallo limone, che potrebbe essere utilizzata per eventuali coreografie o per eventuali, regali particolari. O anche sempre rossa, quindi il colore tipico tradizionale della stella di Natale, ma con le bracte leggermente arricciate, leggermente, quasi sembrano carnose, se vogliamo, con le bracte stesse, quindi un aspetto non da stella ma comunque accattivante e comunque da regalo, direi ottimo. Per concludere con un'altra stella di Natale particolare come questa, dove abbiamo la parte della bratea centrale un rosa sfumato e la parte del margine leggermente seghettato ma un colorazione gialla. Quindi come potete vedere abbiamo molto velocemente visto alcune particolari stelle, ma qua ne vedete tante, perché come vi ho detto nelle puntate precedenti, delle stelle di Natale molto particolari e 200 circa varietà tra il vaso 14 e il vaso 10. Grazie mille, vi ricordo ancora il 28 novembre, veniteci a trovare numerosi a questa giornata dedicata alle poinsettia. Grazie.